che ho riconosciuto la cosa, poi ha detto fammi stare buono perché sto fumando. Da Roma. Bruno Respizza. Alle 3. Ho visto che c'era un treno alle 3, mi sono lasciato quel minimo di respiro per farmi una bevuta al bar. Sì, tutto era un bello orologio. In più ho visto la condizione del tempo, che giornata meravigliosa. Vabbè. Era quello che temevo. Ci siamo? Vi lascio qui e andate alla casa azzurra, sereno azzurro. Sereno azzurro. Aspetta che te lo dico. E tu è stato simpatico. Il rosso e il verde, attiva. Vediamo che non sia mute. Perfetto, acceso. Prova, perfetto. Vado. Passo io a prenderlo. Sì, ma vado No, già. aspettiamo. Quando vuole. Aspettiamo un secondo che... Aspettiamo che ci sieda. Buongiorno. Dottor Quaglia, quando vuole. Possiamo già cominciare? Possiamo cominciare. Bene. Un buongiorno a tutti. Io sono Butazzoni, membro di giunta della Camera di Commercio e l'organizzatrice di questo importante e interessante evento. Parto con la presentazione dei relatori. Elisabetta Zuanelli, che è docente di comunicazione digitale a Tor Vergata, Gabriele Giacomini, assessore all'innovazione del comune di Udine, Francesco Morace, Festival del Futuro Milano, Gabriele Qualizza, Università di Udine, bene. Arturo Di Corinto, giornalista e saggista, benissimo, e Bruno Restuccia, fondatore di The Land. Bene, il mio ruolo è terminato, era solo per portare i saluti, per ringraziare per la vostra grande partecipazione e speriamo soprattutto che questo porti un'utilità. E con orgoglio dico, vedo tantissimi giovani e questo è l'obiettivo principale per un ente come il nostro, come Camera di Commercio di Udine, attiva su tutta la provincia. Grazie per la partecipazione e buon lavoro. Allora, buongiorno, grazie per la presentazione. Abbiamo tanti temi a discutere oggi, con una chiave tenteremo
diciamo, leggermente diversa da quella che si usa normalmente quando si parla di digitalizzazione. Scusate se a qualcuno ogni tanto darò le spalle, ma è inevitabile. Quando si pensa ai mondi digitali, quando ci si riferisce ai mondi digitali, normalmente si pensa, li si associa agli impianti tecnologici, agli apparati tecnologici, alle tecnologie che ogni giorno, anche in forma molto leggera, entrano nella nostra vita e che noi utilizziamo normalmente. Ma mondo digitale e culture digitali non è soltanto tecnologia, ma è anche linguaggi, processi che possono determinare grandi cambiamenti e che già stanno determinando dei grandi cambiamenti. Allora oggi noi proveremo a chiederci non tanto quali tecnologie avremo fra 20 anni, ma proveremo a capire, sulla base di quello che sta accadendo oggi, quali possono essere le conseguenze dei processi e dei linguaggi del digitale relativamente a vari punti, ad esempio alla trasmissione del sapere, ai processi di apprendimento, ai rapporti fra le generazioni, ai processi produttivi e anche ad esempio al rapporto uomo-macchina e soprattutto anche relativamente alla sfera e le libertà individuali, ai rapporti quindi fra possibili che possono esserci fra appunto libertà personali e società del controllo. Allora gli ospiti sono già stati velocissimamente presentati, notizie più approfondite su di loro le trovate nel materiale che è in distribuzione fuori, visto che il tempo è poco non mi soffermerò io più di tanto su questo, ma lascio subito la parola alla professoressa Zanelli che appunto ha anche delle slide da farci vedere e che appunto ho detto io che qualcosa combinavo. E che appunto ci farà anche un po' un quadro dei vantaggi, condizionamenti che l'economia digitale oggi sta portando relativamente all'occupazione, ad altri punti di questo genere e però toccherà anche un altro argomento che è proprio quello legato alle possibilità di democrazia planetaria, diciamo così, basata sulla conoscenza e l'informazione. Prego. Naturalmente intanto buongiorno a tutti e soprattutto ai giovani che sarebbero il futuro presente, cioè io mi auguro grandi cose da loro. E brevemente, intanto ringrazio dell'invito alla Camera di Commercio e poi non solo il dottor Pitteri e il dottor Quaglia che gentilmente hanno voluto coinvolgermi in questa bella manifestazione di proiezione della nostra vita verso un mondo che non immaginiamo ancora. Come ha detto il dottor Pitteri, io cercherò di fare un quadro problematico naturalmente, partendo da una nozione che è poco chiara, e cioè la nozione di economia digitale e di digitalizzazione. Partendo cioè da una considerazione che a mio avviso lascia perplessi. Come mai nel bilancio delle società, almeno europee, ma non solo, statunitensi, mondiali, il bilancio e quindi la voce di spesa degli stati ha a che fare in larga misura con prodotti digitali che si producono, si comprano e si vendono? E come mai noi non abbiamo niente del genere in Italia? Come mai a livello parlamentare non esistono ancora commissioni parlamentari alla Camera o al Senato che siano dedicate all'economia digitale? Eppure noi spendiamo parecchio. Allora io inizierò la riflessione cercando di andare veloce perché gli interventi sono vari, per parlare quindi di quello che dovrebbe essere il futuro, richiamando brevemente il passato, quello che ho chiamato il passato presente. Al passato presente noi ancora oggi, non solo nella scala di innovazione tecnologica, siamo al penultimo posto, diciamo più o meno. Non abbiamo recuperato da quando è iniziata l'Europa digitale, cioè dall'anno 2000 a Lisbona nasce quella che si chiamò allora e-Europe e si chiama ancora oggi e-Europe, cioè Europa elettronica. Tenete presente che l'Europa elettronica nasceva per riprendere il confronto con gli Stati Uniti, con l'economia americana. Si diceva l'Europa è indietro
in questo confronto, perché non ha innovato digitalmente. Cosa vuol dire digitalmente? Voi sapete che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, lo ICT, sono un ambito molto forte, ci sono le reti trasmissive, no? Quando noi mandiamo un messaggio, telefoniamo, eccetera, le reti portano avanti e indietro non solo messaggi testuali, musica, quello che scaricate, film e via dicendo, ma naturalmente poi ci sono le vere tecnologie che sviluppano il cosiddetto software. Bene, questa cosa qua in Europa negli anni 90 era effettivamente molto lontana e si disse allora vediamo di recuperare perché la competizione economica se no non è possibile, siamo troppo indietro. La domanda è come stiamo noi oggi soprattutto in Italia, ma non solo. Noi siamo grandi consumatori, per esempio chi non ha più di un cellulare, noi siamo grandi consumatori di cellulari, ma non produciamo, non possiamo produrre, non abbiamo aziende che siano in grado di competere con le grandi aziende, quelle che vanno sotto l'acronimo di GAFTAM. GAFTAM sta per Google, Amazon, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft. Questi sono i giganti, poi ci sono un'altra sfera di giganti che ruota attorno. La domanda è: l'Italia dove sta? Dove stanno le aziende italiane che siano in grado di competere vendendo anche? Perché si fa economia mica solo consumando, bisogna anche vendere. E perché non vendiamo? Eppure qua e là in Italia noi abbiamo energie capaci di sviluppare. Risposte io ve le potrei dare già ora perché sono risposte tristi. In Italia non si investe nell'innovazione tecnologica reale. Il privato porta i propri soldi all'estero ma non investe per esempio nel settore ICT. Il privato porta i propri soldi all'estero in maniera più o meno legittima o legale, ma per fare cosa? Per investire in borsa, perché fare economia di borsa virtuale è molto più comodo. Non costa fatica, tu metti i soldi là, c'hai dei buoni consiglieri e questa è l'economia verso la quale stiamo marciando. Quindi quello che posso dire è che da quando nasce l'Europa elettronica 2000, alle varie tappe 2005, 2010 e adesso siamo in corso d'opera 2020, gli obiettivi dell'Europa erano per tutti i Paesi membri molto semplici. Erano partiti dal 2010 dicendo tutti gli Stati membri significa tutte le famiglie, tutti gli studenti, tutte le università, tutte le scuole, tutte le piccole e medie imprese, tutte le grandi imprese e soprattutto le amministrazioni dello Stato, che saranno la punta di diamante di questa rivoluzione tecnologica, dovranno essere acculturati informaticamente. È successo questo? Io stendo pietoso velo sul fatto che esisteva allora una cosa che si chiamava European Computer Driving License, patente europea del computer europeo, che in Italia si conseguiva con dei corsetti da una settimana o 2 settimane, roba da matti, 7 corsi tosti. Però l'importante per l'Italia, spero che per i giovani non sia più così, il patentino. Se c'hai il patentino, quello ti garantisce che sai. Cioè sei ignorante, però hai il patentino. Questa visione, francamente, del mondo è sconvolgente. Noi non possiamo permetterci l'ignoranza. Aggiungo di più, nell'anno 2008 la Bocconi rilasciava un documento che pochi hanno letto, ma avrebbero dovuto molti, soprattutto dei politici e dei decisori, leggere, intitolato Il costo dell'ignoranza informatica nelle pubbliche amministrazioni. Perché la cosiddetta punta di diamante delle amministrazioni dello Stato si è dimostrata invece fragilissima. Non è che non si siano spesi soldi, abbiamo speso una valanga di quattrini per fare cose inutili. Andate a vedere, voi che navigate tanto, spero che non navigate troppo per non fare i ritirati sociali di cui si parlano, i dipendenti da telefonino. Andate a vedere come sono fatti, per curiosità, i siti e portali delle pubbliche amministrazioni, che sono una cozzaglia ignobile di cose inutili e che costano e che vengono rifatti ogni anno. A me manca architettura, manca funzionalità, mancano servizi. Faccio un esempio. L'Italia centrale, il governo centrale, ha lanciato con un po' di buona volontà una cosa che si chiama SPID. SPID è una piattaforma che dovrebbe garantire l'accesso a tutti i servizi online del territorio nazionale italiano. Ottimo. Allora, premesso che è stata fatta un'operazione di cui parleremo gravissima, cioè per entrare nella piattaforma servono sistemi di identificazione digitale, che purtroppo sono affidati a diverse, dico purtroppo, con rischi di sicurezza informatica enorme. Cosa vuol dire? Vuol dire che siccome siamo in piena guerra informatica, cyber warfare mondiale, e dico andare a affidare basi di dati di situazioni corpose di cittadini che vogliono afferire ai servizi è un problema.
e va affrontato. Non è che non si può fare, ma va affrontato. Seconda considerazione, sempre parlando di sicurezza e di base di dati. Questa piattaforma purtroppo, per essere tale, avrebbe bisogno dei servizi online. E la domanda è: andate a vedere nelle varie città d'Italia, regioni d'Italia, amministrazioni d'Italia, quanti servizi al cittadino, quanti procedimenti amministrativi sono online. Andate a vedere, fate il controllo. Questo si chiama rumore, tecnicamente è molto piacevole, il rumore è qualcosa che... no, rumore in chiave cibernetica. Chiedo scusa, quindi noi abbiamo a che fare sostanzialmente con una situazione di parziale immobilismo dell'evoluzione tecnologica, con gravi rischi anche di sicurezza, ma soprattutto con un rischio che io temo moltissimo, quello che ho chiamato il rischio del consumismo verbale, parole, chiacchiere e pubblicità. E mi spiego. Forse già voi sapete cosa sono gli open data, ma gli open data nascono, è una formula pubblicitaria con la quale la campagna presidenziale del presidente Obama negli Stati Uniti decollò, con l'idea di dire i governi sono al servizio del popolo, quello che fa il governo deve essere reso chiaro, trasparente e comunicato. Perfetto, è quello che ogni sito portale di amministrazione dello Stato dovrebbe fare. Io prendo la regione X, per essere approvata e poi successivamente rivotata se la giunta piace, facciamo capire come si spendono i soldi pubblici. Questa è trasparenza amministrativa. Ma non serve investire, diciamo, dell'ordine, non siamo ancora ai miliardi di euro, ma quasi. In Italia si stanno facendo delle cose in nome e per conto degli open data che, siccome la gente non sa cosa siano e neanche le amministrazioni dicono certo facciamo open data, e confondono forse gli open data con l'open source, che è un'altra cosa. L'open source è la possibilità di rifornirsi in maniera gratuita scaricando del materiale, quindi del software, diciamo, dalla rete, ma bisogna svilupparlo. Nessun software disponibile è già autosviluppato, bisogna avere architetture specifiche per le diverse situazioni e bisogna saperlo fare. Quindi l'illusione ottica di dire vado in open source, oppure l'illusione ottica usiamo la formula degli open data che fa impressione alle persone. Certo che fa impressione, soprattutto quando si spende tanto a spese nostre, fa molta impressione. Vediamo, lei mi faccia un segnale di fumo quando... No, ho bisogno di qualcosa di più. No, mi concedo qualcosa di più. Vado veloce allora. Altra formula magica, il cloud. Voi sapete cos'è? Probabilmente siete anche voi in cloud. Rischiosissimo. Cos'è? È un sistema per il quale voi vi connettete a una piattaforma esterna per avere dei servizi, si dice on demand, come quando scaricate. Ma qual è il rischio? Che voi per fare questa operazione dovete scaricare i vostri dati sulla piattaforma. E la piattaforma, naturalmente, spesso è gestita dai giganti. Quali giganti non vi dicono dove stanno, o vi dicono dove stanno i vostri dati, cioè stanno in server negli Stati Uniti piuttosto che a Singapore. Per cui se succedono problemi, voi con chi vi rifate? Non c'è giurisdizione, non potete rivolgervi a nessuno. Ancora di più, l'ENISA, che è l'ente europeo che si occupa di sicurezza informatica, abbiamo messo in guardia i Paesi membri, state attenti quando usate il cloud, le diverse tipologie. Ci sono rischi enormi per l'economia, può saltare l'economia di un intero sistema paese. Perché? Per esempio perché noi non sappiamo questi dati che dovrebbero teoricamente essere trasferiti da una piattaforma a un'altra, cioè io non voglio più il fornitore X, voglio andare al fornitore Y e quindi c'è, si chiama la interoperabilità tra piattaforme. Ma dove? Chi lo sa? I dati possono restare bloccati, si chiama il lock-in dei dati. Perfetto. E poi chi mi garantisce che una volta che io me ne vengo via dalla piattaforma quei dati vengono cancellati? I dati si vendono, c'è, è un'altra tematica che dovremmo aprire, una economia digitale di tipo criminale che galoppa nel mondo. Cioè gli attacchi cibernetici che sono di tipo spionistico militare, spionistico politico, spionistico istituzionale, di tipo spionistico industriale. Se io entro nella tua piattaforma e ti trafugo i dati e tutti i tuoi progetti, oppure se entro nel tuo database e tiro via dal tuo database tutto quello che hai in essere, compresi i crediti e i debiti, queste operazioni che vengono fatte sono fatte su committenza,
Non esiste lo hacker ottocentesco che per diletto va dentro come si usava 20 anni fa nei film, no? Entra nei sistemi informativi del governo americano. Non esiste. È una economia addirittura più finanziata dell'economia civile. Dove stanno le basi? Stanno in Cina, in Russia, negli Stati Uniti, nel Brasile. Se volete fare gli hacker ci sono corsi di formazione online. Come? Pure in Israele. Pure in Israele. La domanda, addirittura c'è la lotta, se voi andate nel sito del governo americano, del Homeland Security, troverete chiaramente indicate, adesso io non ho tempo su queste cose, io me ne occupo e ho messo in piedi, poi vi dirò brevemente prima di concludere che operazione per cercare di creare anche nuove professionalità. La domanda è, ma insomma, se uno vuol fare un mestiere nuovo come voi, no? Potrebbe anche specializzarsi in hackeraggio. Ci sono corsi di formazione online per hacker, andate a vedere. E online voi trovate il mercato sommerso dei dati. Si vendono pacchetti account, andate su mobile, fate le cose su mobile, vedrete quanta roba vi è. Le banche vanno su mobile, sono pazzi scatenati. Io l'ho detto a varie conferenze, voi siete matti. Le banche mettono tutte le loro transazioni online, è una delle cose più pericolose. D'altra parte, se nessuno si prende la briga di capire di più della sicurezza. Vado veloce perché capisco che i tempi, come abbiamo detto, sono come dire... Allora, veniamo a un aspetto diverso. Di cyber security ho appena detto, ma dovrei dire molto di più. Cyber security e privacy sono due ambiti anche di oggetto di norme europee e italiane. La domanda che vi farei oggi è, se volete andare a vedere, quanti hanno capito che al 2018 tutte le aziende pubbliche e private dovranno dotarsi di personale professionalmente qualificato per gestire la sicurezza informatica e la privacy? C'è una storica figura che si chiama DPO, Data Protection Officer, che non è quello di vecchia maniera, è la nuova maniera, insieme a altre professionali. La domanda è, ma dove si fa questa cosa qua? C'è un problema di competenze nuove, di nuove professionalità. Ovunque nel mondo si parla di skills shortage, carenza di professionalità. E a chi le diamo? A chi ha voglia di qualificarsi. Aggiungo anche che le nuove professionalità non sono tutte di matrice informatica, come qualcuno banalmente crede. Le dimensioni di preparazione sono almeno 3. Uno deve sapere almeno cosa si va maneggiando quando si maneggia software, reti, sistemi informativi. Poi c'è la dimensione invece gestionale, aziendalistica. Significa che un'azienda deve sapere come gestire il rischio informatico. Ci sono modelli americani, il NIST ha rilasciato un framework nel 2014, adesso lo ha rilasciato nel 2017. E infine la parte normativa. Quanti hanno capito degli uffici legali o degli uffici legislativi delle amministrazioni che qui si rischia sodo? Perché qui si possono irrogare sanzioni tostissime anche economicamente se non ci si adegua. Quindi qui servono piani di formazione e qui allora mi faccio un po' di pubblicità, siete buoni visto che sono venuta anch'io da lontano. Noi abbiamo attivato come Università di Tor Vergata insieme a varie aziende un piano nazionale per la formazione in materia di digitalizzazione ma anche di cyber security, cyber threat, privacy. Tenete presente a questo proposito che qui va di mezzo veramente la vita futura di ciascuno di noi, stiamo pensando al futuro. Avete presente che voi ogni tanto se guardate il telegiornale vedete gli spread, queste valutazioni diciamo della qualità della sicurezza economica dei sistemi paese a livello regionale, a livello nazionale, si chiama valutazione del debito sovrano e via dicendo. E i giganti di questa operazione che sono i vari Moody's, Standard & Poor's, Fitch, i cosiddetti venditori, vendor di informazione economico-finanziaria, dove credete che trovino l'informazione economico-finanziaria? Sono giganti che condizioneranno sempre di più la nostra economia quotidiana. Cioè dice, ma che mi frega, tanto ti frega, ma le tasse le paghi? Sì. Il lavoro lo vuoi trovare? Sì. E dove lo trovi? Perché se l'economia, come dire, latita perché non sa come muoversi, dove le trovi le soluzioni? Quindi bisogna occuparsi di queste cose. Aggiungo che io l'ho fatto in chiave internazionale con alcune tavole rotonde su 2 temi che voglio solo menzionare di striscio. Uno ha a che fare con i flussi di tipo economico-finanziario. C'erano 2 trattati, ci sono ancora. Uno era il TTIP, che
che banalmente in Italia hanno preso per un trattato che riguarda l'abolizione e la riduzione dei dazi transatlantici, una cretinata galattica. Certo che c'è la parte nobile, non è quella del commercio, signori, e qui c'è l'ambiguità della parola trade, non è solo commercio, sono servizi soprattutto, ma del digitale. Tutto il digitale veniva largamente liberalizzato a favore delle multinazionali. Ci sta bene? Ma la nostra economia dove va? Non possiamo depositare il nostro futuro in mano altrui. Questo era il punto. Secondo trattato, il TISA, che si è solo rallentato. Il TISA prevede addirittura la liberalizzazione dei flussi economico-finanziari e dei servizi finanziari, contro quello che l'Unione Europea dice, attenzione, dobbiamo dare stabilità economica. Ma dico, possibile che in Italia nessuno si occupi di questo? Quando dico questo dico, e non posso dire i peccatori, io ho invitato a questa tavola rotonda anche soggetti istituzionali di livello molto alto, del più alto possibile, e non posso dire i nomi. Mi ha detto, professoressa, ci può mandare le informazioni? Come dico? Ma non c'è nessuno che si occupa di queste cose qua. Ma chi va a parlare di queste cose a livello europeo? Cioè noi semplicemente prendiamo e portiamo a casa, è questo il nostro compito. Flussi economico e finanziari, ho finito. Sì, Chiedo scusa. Vorrei venire appunto alle conclusioni. La prima conclusione ovvia in questa situazione di degrado, secondo me, culturale, è la rinuncia. Io non sono, come si capisce, per la rinuncia, sono invece per l'attacco. L'attacco, signori, noi abbiamo tutte le condizioni per poterlo fare, ma dobbiamo muoverci immediatamente. Come si fa a fare sviluppo? Per esempio la cosiddetta crescita dimensionale delle aziende. Noi siamo il mare di piccole e medie aziende, dobbiamo crescere e fare cose buone. Ricerca e sviluppo, R&D applicato al sistema. Se vi dicessi dove va, cosa venderemo fra 10-20 anni nel mercato generale? Non sempre solo cellulari, vi prego, avanzati magari, la 30ª release, ma soprattutto la formazione e la education, dai livelli scolari più bassi, e la partecipazione internazionale. Naturalmente bisogna darsi priorità. Qui c'è un assessore con cui scambiavamo qualche idea importante. Cioè io sono un'amministrazione dello Stato nel privato, o anche dove vado? Perché devo digitalizzare? Cosa devo digitalizzare? Quanto mi costerà? Naturalmente investimenti, ho già detto prima, se non ce ne sono non paga sempre il pantalone, non si può sempre far pagare allo Stato tutto. I privati, dove stanno i privati? Si intascano solo soldi, prende e porta via. E infine l'ultima logica, questa è una logica europea che noi abbiamo per primi avviato in Italia, come dicevo prima, per la formazione nazionale, quindi con la possibilità, mi piacerebbe avere anche qualcuno di voi, magari alla stessa Camera di Commercio, in questo circuito che non è, diciamo, riduttivo. Il partenariato pubblico-privato si chiama Private Public Partnership, a livello europeo ci sono già delle iniziative di questo genere, per l'Italia manca. Come vedete non sono stata nei tempi, ma mi era stato garantito. Grazie alla professoressa Qualizza. Ha chiamato in causa immediatamente l'assessore Giacomini, assessore all'innovazione, ma ci sono dei punti abbastanza interessanti rispetto a un ruolo effettivamente diverso che la pubblica amministrazione dovrebbe avere rispetto a questo tema, e in realtà l'intervento della professoressa ha toccato anche dei punti che poi dopo chiederò subito dopo l'assessore di Corinto, l'assessore Giacomini, ad Arturo Di Corinto di intervenire, perché c'è tutto questo tema del hackeraggio, ma anche dei dati di cui abbiamo parlato, se ne parlava stamattina, su cui si può tranquillamente. Assessore, quale può essere un ruolo effettivamente diverso dell'amministrazione, visto che la professoressa ha sicuramente toccato dei punti dolenti, diciamo così? Innanzitutto ringrazio la Camera di Commercio, si sente? Sì. Ringrazio la Camera di Commercio per aver appunto organizzato questa bellissima manifestazione e credo che, diciamo così, anche già dal primo appunto intervento molto interessante, l'obiettivo molto nobile, molto interessante di vedere il futuro in maniera anche critica, credo sia appunto molto importante. Ci sono alcune ideologie, nel senso proprio tecnico del termine, che ho fatto teatro, quindi riesco a parlare abbastanza anche senza microfono. Ma si sente? Sì, ma è per la registrazione, per gli atti. Per lo streaming. Infatti anche. No, stavo dicendo appunto,
ci sono purtroppo, diciamo così, alcune ideologie, le ideologie non sono morte completamente, sono trasformate, ideologie nel senso tecnico del termine, ovviamente le ideologie sono importanti, sono state importanti nella storia, ma tecnicamente l'ideologia è qualcosa che prende una parte del problema e la fa diventare tutto. Cioè fa un'analisi parziale dei problemi, un'analisi partigiana, e non è consapevole di questo aspetto parziale, ma la fa diventare una visione del mondo complessiva. Nel digitale purtroppo stiamo diciamo così, assistendo a questo meccanismo. C'è un'ideologia digitale che va il più possibile, diciamo così, approfondita e anche messa in discussione. Questa ovviamente in parte è anche una colpa della politica, nel senso che la politica nel momento in cui diciamo così, è in difficoltà sul fronte economico, sul fronte diciamo così, del rapporto con i cittadini, allora molto spesso rischia di appunto prendere delle facili etichette, come potrebbe essere magari una certa interpretazione del digitale, e appunto potrebbe, diciamo così, tentare di venderla per superare quelle che sono le difficoltà in cui si trova. Ciò nonostante io credo che il digitale, appunto come diceva giustamente anche la professoressa prima, sia una grande opportunità se vista appunto in maniera concreta, in maniera approfondita. Io non farò l'elenco delle varie cose che abbiamo fatto a Udine, insomma, se siete di Udine anche attraverso la stampa avete saputo quali sono le nostre iniziative, se volete approfondire potete andare sul mio sito internet, digitate il mio nome e il cognome, insomma potete approfondire tutte le iniziative che abbiamo fatto. Provo appunto a cambiare il livello. Sicuramente la politica, se deve fare qualcosa, deve fare degli investimenti, dei buoni investimenti su questo settore. C'è stato un bel libro che ormai, diciamo così, è diventato un classico di una professoressa inglese di origine italiana che si chiama Mariana Mazzucato, che ha scritto questo libro tradotto dalla Terza in Italia con il titolo Lo Stato innovatore, in cui mostra chiaramente quanto in realtà l'ubriacatura neoliberista in cui siamo stati un po', diciamo così, sommersi negli ultimi decenni è un'ubriacatura che è stata intesa in maniera negativa soprattutto dal nostro paese, nel senso che un'ideologia che dice meno Stato in qualunque settore a 360 gradi, in una notte in cui tutte le vacche sono nere, no? In cui quindi non si differenziano le cose, può produrre questo concetto di meno Stato può produrre dei grandissimi problemi, proprio perché soprattutto nel settore informatico, dell'innovazione, in questo libro ci sono tanti esempi anche di imprese famosissime, multinazionali famosissime. Ebbene, buona parte di queste così iniziative imprenditoriali nascono da un importantissimo investimento pubblico. E allora dobbiamo cominciare finalmente a dire, secondo me, in senso anche politico, nel senso proprio del termine, non ideologico, che probabilmente meno Stato potrebbe anche andare bene in certi settori, ma in altri settori un impegno del pubblico è fondamentale per garantire appunto lo sviluppo di alcune economie, per fare in modo che il nostro paese non sia un paese di consumatori, di pigri consumatori, ma sia il paese di Enrico Mattei, che ha un Enrico Mattei del terzo millennio, che sia il paese dell'Adriano Olivetti. E quindi insomma il digitale poi appunto, quando viene inteso come alta politica, va a incidere sulle questioni anche economiche più importanti del nostro paese. Deve essere inteso a mio parere così. Poi oltre alle questioni economiche ci sono ovviamente anche delle altre ideologie dal punto di vista sociologico, politico. Chiunque abbia fatto una campagna elettorale anche a livello locale, anzi forse soprattutto a livello locale, sa benissimo che il cosiddetto concetto della disintermediazione è molto relativo. Il concetto della disintermediazione, diciamo così, nasce appunto da un lessico di tipo economico e poi è stato trasferito
in ambito politico, e significa che grazie alle nuove tecnologie sostanzialmente si scavalcano i corpi intermedi. Grazie alle nuove tecnologie si ha un rapporto più diretto. Questo in parte è certamente vero, ma è vero in parte, nel senso che se tu speri di fare una campagna elettorale nella città di Udine solo sui social, auguri. Noi sappiamo benissimo che insomma, chiunque l'ha fatta, diciamo, il potere, fra virgolette, lasciatemi un po' banalizzare per dare un concetto così, il potere dello spritz è un potere fondamentale, ma non per lo spritz in sé, o non perché il politico sia un politico cattivo, no, non per questo, ma perché le persone, i cittadini hanno ancora un bisogno di un rapporto diretto con il rappresentante, ma più diretto di quello mediato dai media digitali, diretto nel senso proprio fisico del termine. Perché non digitalizzeranno lo spritz? Il piacere. Questa la vedo dura, soprattutto in un territorio come il nostro, che giustamente riconosce il valore positivo Noi, Serenissima Repubblica, sappiamo qualcosa. di alcune cose. Appunto, quindi ci sono altri concetti. Liquida, lo spritz ci sta benissimo, insomma, questo. Ma sulla società liquida, appunto, qui si apre un altro fronte. Abbiamo aperto questo Future Forum con un omaggio giustamente a Bauman, ma è assolutamente evidente che la società, soprattutto la società italiana, non è completamente liquida. È assolutamente, diciamo così, fuorviante pensare che la nostra società sia una società completamente liquida. Scrivevo un articolo appunto proprio per la scomparsa di Bauman, per una critica generazionale alla liquidità. La liquidità è completamente scaricata, diciamoci la verità, sulla mia generazione. Ma non perché, di nuovo, non perché ci siano cattivi e buoni, ma perché ci sono stati dei processi sociali, economici, in cui c'è una guerra fredda, fra virgolette, fra chi è mare e chi è terraferma, fra chi ha i contratti co-co-co a stage e chi ha il tempo indeterminato praticamente inamovibile, fra chi ha la gestione separata e chi ha, diciamo così, la pensione non contributiva ma retributiva, fra chi è nei sistemi, diciamo così, nelle organizzazioni intermedie tradizionali, e chi invece è movimento, è, diciamo così, è flash mob, queste cose qui. Quindi appunto anche qui credo che, diciamo così, l'aspetto anche positivo di questo incontro sia ragionare criticamente su questi aspetti. Il digitale in questo senso, diciamo così, ha portato delle importanti innovazioni. Dobbiamo assolutamente sperimentare, proprio perché la sperimentazione è la chiave non del progresso, non dello sviluppo, del progresso, che è qualcosa di più dello sviluppo, non qualcosa soltanto di economico, ma anche appunto di umano, nel senso appunto umanista, a 360 gradi del termine. La sperimentazione, quindi bisogna anche accettare di sbagliare. Innovazione significa anche appunto ritenere normale o fisiologico che su 10 start-up, che ne so, 8 falliscano. Certo. E ciò nonostante bisogna garantire un ecosistema utile, diciamo così, a sperimentare. Ovviamente non saranno certamente le start-up a salvarci, ovviamente sono un tassello di un mosaico complesso, però appunto questa sperimentazione è necessaria. Dobbiamo spingere, non è facile perché le resistenze sono molto anche di tipo culturale, non vi racconto alcune sorvolo su alcune esperienze, diciamo così, anche con la burocrazia pubblica su questo tema. Ciò nonostante, appunto, io credo che si debba appunto ragionare in termini il più critici possibili, proprio per fare diventare una possibilità, non una nuova ideologia che non serve a nessuno, ma appunto delle possibilità di progresso per tutti. Grazie, anche per un motivo. Ha parlato 10 minuti esattamente e si è fermato a sé. Grazie.
Anche per questo. Arturo Di Corinto che toccherà alcuni altri temi, no? Questo dei dati, degli hacker, ma soprattutto anche alcuni aspetti che non sono immediatamente percepibili, no? Delle nuove tecnologie, cioè questa cosa così leggera del digitale che in realtà è in grado di governare e volendo anche di non far governare dei grandi invece apparati tecnologici, meccanici, eccetera, di cui non abbiamo minimamente percezione. Poi ci sono alcune cose dette all'assessore che riprenderemo con Francesco Morace e anche con Gabriele Qualizza, che sono state molto interessanti e quindi le riutilizzeremo subito. Vai Arturo, grazie. Si sente? Perché io preferirei stare in piedi, sì. Allora, giovanotti, avete capito che bisogna stare alla larga da questi hacker? Avete sentito cosa ha detto la professoressa? Questi brutti e cattivi, sapete tutti che sono dei criminali e che ci dovete stare alla larga. Siamo d'accordo? Se c'è qualcuno che non è d'accordo, alzi la mano. Quindi siete tutti d'accordo. Pensate che gli hacker sono dei criminali, come diceva la professoressa? Beh, non è vero. Anche internet vi sarà sembrata una cosa pericolosa, poi la cyber security, le guerre, eccetera, ma in fondo internet è nata per fare la guerra. Questo pure lo sapete, no? Lo sapete? Siete sicuri? Anche questo non è vero. L'open source si scarica dalla rete? Non esiste già di suo? Beh, pure questo non è vero. Cominciamo dall'inizio. Gli hacker. Hacker è un termine inglese che viene dal verbo to hack, che significa tagliare, spezzare, sminuzzare, aprirsi un varco. Gli hacker sono quelli che si aprono un varco tra le linee di codice che istruiscono i computer a svolgere i compiti che noi gli assegniamo. L'hacker è anche inizialmente in Inghilterra era il giornalista da strapazzo, quello che taglia le notizie con l'accetta. Hacker è il tagliaboschi in Canada. Hacker nel Midwest americano è lo zappatore e spesso è un redneck, collo rosso, il contadino che sta piegato sulla terra. Ma negli anni 60 gli hacker sono quelli che cominciano a interessarsi all'informatica, alla nascente scienza dell'informatica, nelle università americane, in particolare a Stanford e a Berkeley. E quindi questo termine, usato prima per i goliardi delle università, diventa il nome di quelli che erano bravi a far funzionare le macchine informatiche, che si introducevano di notte nelle stanze chiuse dove c'erano questi grandi computer a valvole termoioniche, istruiti con delle schede perforate di carta, a fare di conto, a fare i calcoli. Gli hacker facevano una sola cosa: cercavano di limitare, di ridurre il numero di istruzioni necessarie ad avere l'output dalla macchina. Da lì, da questo interesse iniziale, gli hacker hanno cominciato a ragionare su come l'informazione poteva essere hackerata, come si poteva facilitare e migliorare la vita delle persone usando i computer, pensati da loro come degli strumenti per produrre bellezza. Hacker da subito è diventato il sinonimo di coloro che volevano liberare l'informazione. Infatti lo slogan "Informations want to be free" è uno slogan degli hacker. Gli hacker si sono uniti col movimento del free speech negli Stati Uniti e nelle università americane e hanno sviluppato una particolare etica, l'etica hacker, quindi l'etica della libertà, della responsabilità. E hanno cominciato a lavorare intorno agli anni 60 a quella che sarà la più grande piattaforma di comunicazione mondiale, internet, che al contrario di quello che vi hanno detto dei divulgatori, dei giornalisti, anche magari altre persone disinformate, internet non è mai stato un progetto militare. Internet è stata finanziata dai militari, ma non è mai stato un progetto militare, anzi, a lavorare a questa grande piattaforma di comunicazione, a dirigerla, a pensarla, a immaginarla per far comunicare le persone, ci sono stati due psicologi,
come me. Io sono uno psicologo cognitivo, insegnato all'Università di Stanford in California, quella di Washington, alla Sapienza, adesso insegno alla Link Campus University, una università internazionale di Roma, e scrivo per La Repubblica, ho scritto circa 20 libri su questi temi. Quando Internet nasce come progetto di comunicazione, nasce per l'intuizione di un signore di nome Dwight David Eisenhower, che era il generale che aveva comandato lo sbarco in Normandia degli alleati per sconfiggere i nazisti. Questo progetto venne poi sviluppato da James Robnett Licklider, Robert Taylor ed altri, che guarda caso erano degli psicologi, perché avevano, esperti di psicoacustica, che avevano subito capito che questo strumento poteva essere una macchina eccezionale per mettere in collegamento i ricercatori. Dwight David Eisenhower, un generale, aveva capito questa cosa importantissima, che di fronte al pericolo per l'America di perdere l'egemonia tecnologica, politica e militare conseguente al lancio russo dello Sputnik nello spazio, aveva deciso di chiamare intorno a sé i migliori scienziati e di allocare meglio le risorse per la ricerca e di costruire un sistema che permettesse agli scienziati di parlarsi meglio, di condividere dati e informazioni. Da subito hanno pensato che era uno strumento eccezionale per mettere il sapere prodotto a livello mondiale a disposizione di tutti. Questo era il sogno di James Robnett Licklider, il capo dell'ufficio IPO, che dentro la ARPA, diventata poi DARPA, progettò Internet insieme ad altre persone. I temi che ha sollevato la professoressa sono assolutamente giusti e io concordo con diverse sue affermazioni, ad esempio sul tema della sicurezza di questa rete, e se mi permettete ci arriverò. Gli hacker sono... Chiudo. Gli hacker sono anche quelli che hanno costruito quindi questa Internet insieme ad accademici, ricercatori, imprenditori e anche militari. Diversi soggetti hanno partecipato a costruire quella Internet che oggi noi abbiamo. Ma gli hacker sono quelli che hanno sviluppato questo concetto e un'industria vera e propria che è l'industria dell'open source software. Quando parliamo di open source parliamo di codice a sorgente aperto, open source software, che è nipote del free software che hanno sviluppato degli hacker di nome Richard Stallman in particolare e Eben Moglen, un avvocato che ha inventato la GPL, la General Public License, che rende il software riusabile e utilizzabile da tutti, ma non senza pagarlo, pagandolo, solo che sottraendolo a brevetti, marchi e copyright tradizionali, mettendoci un altro tipo di copyright sopra. Sto semplificando all'osso perché siete giovanissimi, ok? Perché in realtà la GPL è una forma di copyleft, è una forma di protezione del diritto d'autore diversa da quella a cui siamo abituati. Allora, il tema oggi però per noi è che l'economia digitale di cui parlava la professoressa Zuanelli sta andando in una direzione che forse non è quella che noi desideriamo e non è quella che gli hacker desiderano. Gli hacker, ovviamente, esistono ancora gli hacker etici, non ci sono soltanto gli hacker cattivi, si chiamano nation state hackers, APT28, APT29, quelli che hanno attaccato la televisione francese, che hanno attaccato Forze, la Farnesina negli ultimi giorni e così via. Gli hacker si dividono in tante tipologie, ne ho contate almeno 11 nei miei libri, li ho descritti con molto dettaglio. Ci sono gli hacker, in particolare quelli che mi piacciono a me, quelli che sono come me. Ecco, io sono un hacker, tanto per dirvi, sono uno di quelli che se c'è una cosa digitalizzata la trova. E se devo trovare un cattivo, mi bastano 6-8 ore per trovarlo in genere. O se è proprio cattivo me ne serve un po' di più e qualche collaborazione, ma ci riesco. Allora, gli hacker, ci sono gli ethical hacker, i white hat hacker, i blue hat hacker, che sono quelli che proteggono i sistemi informativi, anche sul cloud, ok? Sono quelli che sviluppano il software che alle persone serve per migliorare la qualità della propria vita, per scrivere, comunicare, fare di conto, ascoltare la musica, no? Magari ragionare sulle serie dei terremoti per provare a fare un qualche tipo di prevenzione. Ecco, gli hacker fanno molte di queste cose. Poi sono i biohacker, sono quelli che lavorano sulle molecole primarie alla faccia delle grandi aziende farmaceutiche. Gli hacker sono anche quelli che si oppongono al progetto di Matteo Renzi di regalare i dati sanitari di tutta l'Italia all'IBM per avere 400 posti di lavoro all'Expo. Ok? Questi sono gli hacker.
Dopodiché, quanto tempo ho? 2 minuti. La cosa su cui dobbiamo ragionare è come direzionare questa società dell'informazione basata sull'innovazione digitale in una maniera che sia confacente ai nostri bisogni. Vi dico solo una cosa. Lei quanto paga per usare Facebook? Non ho Facebook. Non ha Facebook. Lei quanto paga per usare Facebook? Neanche io ce l'ho. Perfetto. Lei signora quanto paga per usare Facebook? Ma Fantastico. Quindi è una bufala che ci sono 28 milioni di italiani su Facebook. Cioè, da questo campione forse non è rappresentativo. Lei usa Twitter? Usa Instagram? sì. Ok. Quanto paga per usare Instagram? Niente. Lei usa WhatsApp? Sì. Quanto paga per usare WhatsApp? Niente. Ok. Lei usa Snapchat? No. Lei usa Tinder? No. Lei usa Telegram? Okay. Lei ce l'ha Facebook? Ok. Quanto paga? Oh. Quando non paghi qualcosa, il prodotto sei tu. Ve lo siete mai chiesto? Ci avete mai pensato? Allora, magari c'è qualcuno che non usa Facebook qui, magari c'è qualcuno che non usa Twitter, ma se non usate uno usate l'altro probabilmente, usate Snapchat, Instagram, Tinder, tutti questi servizi, queste app che sono poi dei software, sono dei software leggeri che in genere si usano attraverso il telefonino. Quando usate queste cose state pensando come pagate il servizio che vi viene dato? Lo pagate con i vostri dati personali. Il modello di business di coloro che regalano servizi gratuiti come Google, come Gmail ad esempio, è basato esattamente su questo. È una forma peculiare di gratuità più pubblicità. Il modello di business è basato sulla collezione e la rivendita dei vostri dati personali. Per fare che? E questa è la domanda che vi dovete porre. Probabilmente per fare del marketing diretto, da cui magari vi potete sempre difendere, ma magari sono dati usati per persuadervi a votare un candidato anziché un altro. E grazie alla scienza di big data, cioè grazie agli scienziati che riescono a elaborare delle configurazioni significative all'interno di enormi masse di dati che ormai vengono masticate da robots basati sull'apprendimento profondo, da software che sono frutto di intelligenze artificiali, ecco, questi dati possono servire a farvi fare non quello che non volete fare, ma quello che siete già propensi a desiderare, manipolando però le vostre scelte e i vostri comportamenti. E questo è il motivo per cui ci dobbiamo interrogare sull'economia digitale e sull'etica dell'economia digitale, che non è fatta soltanto di una riflessione e non serve soltanto la riflessione sulle fake news, rispetto alla quale ieri è stata presentata una proposta di legge liberticida, guarda caso, dai campioni dell'innovazione del PD, di Forza Italia e dei 5 Stelle, una legge sulle fake news che vi potrebbe multare per 5.000 euro se scrivete su Facebook una cazzata. Perciò pensiamoci. Grazie. Grazie Arturo Di Corinto. Che ha sollevato consensi ma anche dissensi, e dopo speriamo di avere un po' di tempo per rivedere questo, ovviamente, ma certo. Allora, Gabriele Qualizza, prendiamo alcuni degli argomenti che sono stati sfiorati da Arturo Di Corinto, ma che invece fanno parte, sono argomenti che vogliamo trattare in questa giornata, no? Lui ha parlato delle app che tutti quanti usano, delle cose eccetera, e sappiamo che le app possono essere delle formidabili scorciatoie, no? Ci danno delle soluzioni già fatte, non ci fanno perdere nel bosco, ci fanno trovare un indirizzo in una città nella quale non siamo mai stati e quindi ci conducono lì, eccetera. Quindi da questo punto di vista sono delle scorciatoie fantastiche, ma possono anche essere degli elementi che fanno perdere delle abilità che invece nel tempo abbiamo affinato le cose. Un altro elemento interessante che io dico così velocemente, visto che sempre Arturo parlava di Stanford, recentemente fra l'altro per un lungo periodo Stanford ha sviluppato una ricerca proprio sulla competenza, diciamo così, digitale delle nuove generazioni, a partire dal 2014 fino ad oggi, quindi per 3 anni, delle nuove generazioni dalle scuole medie, diciamo, all'università, quindi un raggio ampio di età, diciamo più di 10 anni di differenza, quindi in qualche modo anche
generazioni diverse, tenendo conto dei tempi delle generazioni. E questo dato è abbastanza, cioè alcuni dei dati forniti alla ricerca sono dati su cui riflettere, perché ad esempio mettono in evidenza la scarsa capacità di distinzione non tanto fra notizie vere e false, quello è forse un po' più complicato e ci vuole un po' più di abilità, ma ad esempio fra notizie e pubblicità, una tendenza ad esempio a credere e a valutare come vere notizie che in realtà sono false solo perché sono fisicamente, da un punto di vista grafico, da un punto di vista confezionate meglio di altre, eccetera. Quindi, allora, questi sono tutti quanti aspetti abbastanza importanti che riguardano anche non soltanto le nuove generazioni, ma anche il rapporto fra le generazioni. Ok, spero che si senta. Bene, intanto ringrazio moltissimo la Camera di Commercio di Udine per avermi coinvolto, Daniele Pitteri, Renato Quaglio per avermi chiamato, e sono molto felice di essere qui tra voi. Ho portato una piccola presentazione, il tema di cui volevo un po' parlarvi è quello dei nativi digitali. Anticipo subito la conclusione, poi argomento meglio. Per me è molto discutibile come concetto, quello di nativo digitale. L'idea è che la gran parte delle persone in sala appartengono a questa generazione dei millennials, sia una generazione tutta centrata sul tema del digitale. La prima generazione è nata e cresciuta in un ambiente completamente digitale. Ma è proprio vero? Arrivo rapidamente alle conclusioni, cioè dicendovi no, non è vero, e facendo vedere un filmato che va in una direzione completamente diversa. Segnatevi questo numero. La Svezia l'anno scorso ha messo a disposizione, la Svezia, l'ente turistico della Svezia, un numero telefonico che potete chiamare per fare una chiacchierata in inglese, ovviamente, o in svedese se lo conoscete, con una persona random residente in Svezia. Facciamo vedere un attimino. Ok, trovo che sia un'idea assolutamente geniale. Faccio notare che è un numero di rete fissa, non un numero mobile. E pensa che cosa vuol dire? Cioè una intera nazione che collabora gratuitamente, ci sono dei brand ambassador, alla promozione turistica del territorio. Come questa idea potrebbe essere trasferita in tanti altri contesti, che ne so, invece di chiamare il 187 della Telecom e ti risponde una voce preregistrata, avere degli utenti come te che hanno avuto le stesse criticità che ti aiutano a risolvere il problema. Però in tutto questo la cosa centrale effettivamente è il fatto di, come dire, condividere delle informazioni, mettere a disposizione delle competenze, creare un tessuto connettivo tra le persone, piuttosto che l'accento posto sulle nuove tecnologie. Faccio vedere un altro esempio. Questo è un punto vendita che si trova a Londra, si chiama Rough Trade East ed opera in un settore assolutamente sfortunato, che è quello, in questo momento, che è quello della rivendita di dischi, di CD. Le grandi catene stanno tutte chiudendo, cioè Virgin, Fnac, eccetera. Invece Rough Trade East sta addirittura crescendo, insomma, da un 5-6 anni a questa parte, ha dei bilanci in costante crescita. Com'è possibile, insomma, in un mercato assolutamente asfittico come quello
dei dischi. Pensate, il 25% delle loro vendite è realizzato attraverso i vecchi dischi in vinile, non so se qualcuno di voi ha mai avuto l'occasione di vederli, riescono a vendere addirittura le cassette audio, quelle che si usavano una volta, lo dico a quelli della mia età, quando andavi in macchina, insomma, incredibile. Però forse una prima risposta la si capisce. Guardate l'ingresso di questo punto vendita, davanti ci sono delle panche. Che cosa metacomunicano queste panche? L'invito a sedersi, prendere una pausa di tranquillità, di relax, per trovarsi con delle persone che condividono le tue stesse passioni e parlare di musica. L'interno ovviamente, come si vede, è grandissimo ed è popolato da persone che sono appunto nativi digitali, che saprebbero benissimo come scaricare dalla rete, legalmente o illegalmente, i brani musicali desiderati. E invece sono proprio questi i principali acquirenti appunto di questi famosi dischi in vinile. Difficile da capire, com'è possibile una cosa di questo tipo? Lo si capisce guardando alla ricca offerta che questo punto vendita polifunzionale mette a disposizione. Non è soltanto un terminale distributivo, uno spazio di vendita, un negozio, ma molte altre cose insieme. In effetti ospita un baretto dove ci si può sedere, ha dei commessi preparatissimi, appassionati di musica, mette a disposizione una connessione wireless gratuita per cui puoi collegarti al wifi se sei lì dentro, divani e scrivanie dove rilassarsi e ricevere i propri amici, un photobooth, faccio vedere, e una Tazebao dove vengono affissi tutti gli eventi, quindi ci si trova come le due ragazze lì davanti per programmare la serata da trascorrere a Londra in giro per locali, oppure il photobooth che fa molto vintage, sembra quello della stazione, in realtà è ipertecnologico perché ti fai la foto, le 4 foto in bianco e nero, ma automaticamente se vuoi vengono messe sulla tua pagina Facebook per far sapere a tutti che ti trovi in questo punto vendita. E soprattutto la cosa più importante, un palco dove vengono periodicamente ospitati dei concerti assolutamente gratuiti di gruppi musicali emergenti. Lì scatta una logica, una dinamica che è quella del dono. Io ti ho offerto qualche cosa, regalato qualcosa, come fai ad uscire fuori a mani vuote da una situazione così piacevole? È evidente che torni a casa, anche se non hai il piatto insomma per ascoltarlo, con almeno uno dei dischi in vinile che vengono venduti all'interno. Recentemente hanno aperto una filiale a New York e continuano ad espandersi, è una cosa abbastanza interessante e curiosa. E allora per concludere insomma questo primo step, in realtà anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione in cui, in questo caso è un punto vendita, no? Un punto vendita è una situazione del tutto offline che sviluppa però un po' una logica tipica dei social network, la sviluppa offline. Il social network è un luogo dove incontrarsi senza appuntamento. E la stessa cosa è Rough Tradist, un luogo dove incontrare altre persone come te che condividono in questo caso la passione per la musica e trascorrere dei momenti piacevoli insieme. Adesso argomento un attimino facendo riferimento ai risultati di un'indagine che abbiamo fatto qui nel territorio regionale, non è recentissima ma insomma sono interessanti comunque, sui consumi digitali. Vado via molto rapidamente, abbiamo utilizzato un questionario, alcune interviste in profondità e proprio sintesi dei risultati. Di primo acchito hai la sensazione che le persone comprese tra i 15 e i 24 anni siano effettivamente dei nativi digitali perché tutti hanno computer, smartphone, tablet e quant'altro. Se però poi vai a cercare quali sono i percorsi di senso attraverso cui queste tecnologie vengono utilizzate, scopre delle cose piuttosto interessanti. Una è questa: abbiamo utilizzato questo concetto. In realtà i media, le nuove tecnologie, i nuovi media vengono letteralmente addomesticati dai ragazzi, dagli utenti, insomma, conferendo loro dei significati nuovi, diversi rispetto a quelli per cui erano stati progettati. Vediamo qualche esempio di alcuni dei percorsi utilizzati per approcciarsi ai nuovi media. Un primo percorso è questo: il passaggio dalla stanzialità alla mobilità, cioè si comunica quando si è in movimento. Lì i numeretti sono un po' piccoli, ma insomma situazioni innovative, il telefono cellulare, internet, i social network vedono un impegno intensivo da parte delle persone della vostra generazione, mentre invece i media più tradizionali come la televisione, la radio o leggere un quotidiano, una rivista, vedono una progressiva presa di distacco. Qual è la differenza? Mentre puoi andare su Facebook, mentre sei in movimento, guardando semplicemente sullo smartphone, per guardare uno sceneggiato televisivo ti devi sedere alle 8:30 in poltrona e stare lì fino alle 11 finché non è finito tutto. Allora, in un certo senso si sta stabilendo quasi una sorta di equivalenza. Sostanzialmente le tecnologie si utilizzano nuove in una condizione di movimento, di mobilità. Finisce quasi per esserci un'equivalenza, qui forzo un po' la mano, tra comunicare ed essere in movimento, che poi porta a ridefinire
ridefinire anche un po' gli spazi, attribuire significati nuovi a spazi interstiziali, pensiamo alla metro, al tram, al treno, all'autobus, allo spostamento da casa a scuola, da casa al lavoro, che erano del tutto destituiti di significato, in cui ognuno si aggirava chiuso nella sua bolla guardando gli old media, mentre oggi invece sono diventati degli spazi di comunicazione. Sali sui vagoni della metro a Milano, a Roma e resti sorpreso del numero di persone che chattano, parlano, ascoltano musica, sono momenti di comunicazione. Un secondo step interessante potrebbe essere questo, lo smartphone. Lo smartphone è diventato il medium del con-tatto, con-tatto, con un forte accento su un'idea di tattilità mediata. Che cosa voglio dire? In realtà lo smartphone non viene utilizzato principalmente per telefonare, ma viene utilizzato per messaggiare. Credo che sia esperienza comune. Che cosa vuol dire? Che immaginate una situazione di questo tipo, lui e lei sono due ragazzi giovani, una coppia, c'è un rapporto affettivo, lui alle 11 di sera, prima di andare a dormire, decide di mandare un messaggino a lei, che abita lontano, e quel messaggino non è soltanto un messaggino, è una sorta di piccola carezza che lui invia attraverso l'etere per far sapere che siamo presenti e siamo vicini, no? E allora il telefonino diventa quasi una sorta di protesi virtuale, di prolungamento della mano, insomma, attraverso la quale si può esercitare questo gesto di tenerezza, di affetto. È stato completamente risignificato, no? Aggiungiamo un ulteriore elemento. In realtà la generazione dei nativi digitali non è un tutto monolitico, come potevano essere le generazioni precedenti, la generazione X, i boomers, eccetera, ma è un aggregato molto composito al proprio interno. Abbiamo fatto una cluster analysis e sono venuti fuori fondamentalmente 4 sottogruppi che abbiamo così chiamato. Gli always on, che sono quelli che sono sempre connessi, sempre costantemente raggiungibili, in prevalenza ragazze, devo dire, il 60%, sempre su Facebook, su WhatsApp, eccetera. Lì la comunicazione ha un carattere, come dire, fatico, si tiene semplicemente aperto il canale comunicativo. Ho un amico che sta in Calabria e che ogni giorno alle 12 posta su Facebook l'immagine del piatto di pasta asciutta che sta preparando sua moglie. Che cosa serve questa informazione? Nulla, però intanto è un modo per dire siamo vicini, no? Poi ci sono i technofans, gli always on sono circa il 30%, i technofans sono il 16%, questi sono un po' i poeti della tecnologia, le persone super appassionate, quelle che hanno l'ultima app e così via, no? Sono però un gruppo minoritario e comunque in ogni caso il fatto di avere questa dimestichezza con le tecnologie ha comunque una finalità relazionale, è un modo per acquisire autorevolezza rispetto alla cerchia dei pari, avere 2000 amici su Facebook è anche un segnale di status, è un modo per poter in qualche maniera gestire più agevolmente le discussioni. C'è un gruppo che ci ha un po' sorpreso, quello degli isolati, sono circa il 21%, vivono in piccoli paesi di montagna, hanno delle cerchie di amici molto ristrette, centrate attorno alla famiglia, al bar del paese, eccetera, che non capiscono il significato delle nuove tecnologie. Ne fanno un uso, come dire, prevalentemente ludico, quindi sono un po' spettatori passivi della rivoluzione digitale. E infine il gruppo più interessante, quello dei conviviali, che sono circa il 32%. Sono delle persone che usano in maniera puramente strumentale questi media per raccogliere informazioni, per tenersi in contatto, in connessione con gli interessi vivacissimi che hanno nella vita offline, quindi persone che si interessano di cinema, di teatro, di volontariato, eccetera, utilizzano questi strumenti, tipo uno mi ha detto quando dobbiamo fare prove per il nostro gruppo musicale ci mandiamo i messaggi su WhatsApp, abbiamo una pagina Facebook e ci avvertiamo così, quindi un uso puramente strumentale. Concludo rapidissimamente con questa considerazione. In realtà, come si vede, risulta da questi dati molto indebolita l'enfasi retorica con cui si è parlato in questi ultimi anni di una generazione di nativi digitali. In realtà non siete per nulla nativi digitali. Il valore centrale per questa generazione, che è la generazione dei millennials, non è la tecnologia. Nei 4 profili di consumo che abbiamo identificato, il valore centrale è la comunicazione e Facebook, Instagram, eccetera, sono semplicemente lo strumento attraverso il quale dare corpo ad un'esigenza di comunicazione. Concludo con una considerazione. Noi, questa generazione, la maggior parte di voi qui presenti in sala, dobbiamo essere assolutamente riconoscenti per il lavoro grandissimo che state facendo. È un lavoro che si avvale anche di questi strumenti, ma non solo, come abbiamo visto all'inizio, digitali, ed è un lavoro di ricostruzione di reti di fiducia relazionale. Noi in questi ultimi anni, anche qualcuno dei relatori precedente
l'ha richiamato, abbiamo avuto una fase di iperindividualismo e di iperliberismo. Ognuno è stato assolutamente chiuso nel suo guscio. Abbiamo finito per erodere progressivamente quel tessuto di relazioni fiduciarie, insomma, che fanno parte, insomma, tengono insieme la nostra società, e poi quel tessuto in cui anche si insediano le iniziative economiche, le attività della piccola impresa, che è un po' il modello, insomma, caratteristico dei distretti industriali del nord-est e dell'Italia in generale, no? A questi giovani dobbiamo essere assolutamente grati, perché stanno piano piano facendo un'operazione di ricocitura di questa rete, di questo tessuto di fiducia relazionale che è fondamentale anche per la tenuta, insomma, della nostra società. Chiudo qua sperando di non aver troppo sforato. Vi ringrazio. Grazie a Gabriele Qualizza. Allora, avremo bisogno di 15 giorni per discutere di tutte le cose che stanno man mano emergendo da questo dibattito. Una cosa che però è abbastanza interessante e che si collega immediatamente all'intervento successivo è che tutte queste tecnologie, tutte queste generazioni che vivono di contatto, come diceva lei, utilizzano anche molto la scrittura come elemento relazionale, no? E oggi si accumula, grazie a questa scrittura, una grande memoria del presente, in qualche modo possiamo dire. La domanda che si è posto Bruno Restuccia assieme a Giulio Calvani, che è qui in sala, è: ma dal 2006 in poi si è costruita questa enorme memoria basata sulla scrittura, ma prima del 2006 tutto quello che è stato prodotto prima, quello che è stato agito nei luoghi, negli spazi, nelle cose prima del 2006, oggi è raccontato tutto, no? Io uso Twitter, uso WhatsApp per raccontare ai miei amici che sono in un posto, che cosa sto facendo, uso Instagram per fotografare, commentare, eccetera. E così nasce il progetto The Land, di cui appunto Bruno adesso ci racconterà qualche cosa. È importante sapere che Bruno Restuccia non è un nativo digitale, come vedete, e soprattutto è una persona che nel corso della sua vita si è interessata di tantissime cose, ma soprattutto di cinema. Ha fatto il produttore di cinema, l'organizzatore di festival cinematografici, quindi è stato dentro quel meraviglioso apparato di immaginario collettivo che è appunto il cinema. Va bene, dunque io provo intanto a raccontarvi cosa stiamo facendo, poi se c'è tempo facciamo alcune riflessioni più generali che ritornano ai temi della nostra chiacchierata. Noi abbiamo messo insieme, noi è un gruppo di persone abbastanza disomogeneo, come ha già detto Daniele, e non siamo degli studiosi, abbiamo avuto alcune intuizioni, non so se giuste, spero di sì. La prima è che in questo mondo che è completamente cambiato, occorreva probabilmente nel rapportarsi alla vita che viviamo, che è quella della rete, spostare, diciamo, dall'interno, dalla persona, dal sistema di relazioni personale al luogo. Questo spostamento crea aggiunge, diciamo, a questo mondo l'elemento della contingenza, della casualità. Prima si parlava dello spritz, prima si parlava anche della panchina davanti al negozio, cioè il fatto che io in rete, e questo lo ricordava anche Daniele prima, in rete ho i miei amici e continuo a stare all'interno di sistemi che continuano a rafforzare le mie convinzioni, perché un amico di un amico di un amico di un amico mi fa conoscere persone nuove, ma sicuramente all'interno di una catena che più o meno tiene sempre degli universi chiusi. Mentre, come tutti sanno, il bar, il caffè, la panchina, la passeggiata, il locale, la scuola, tutti i luoghi fisici sono fatti proprio di incontri in cui l'elemento dell'incontro casuale aiuta allo scontro, all'amicizia, alla messa in discussione delle proprie convinzioni e allarga il mondo, allarga lo spazio di gioco. Allora, un altro elemento è il fatto che, ma di questo magari eventualmente ne parliamo dopo, che non si è mai scritto tanto quanto si sta scrivendo adesso.
Io appartengo a una generazione che usa il telefono, quando chiamo i miei amici mi attaccano il telefono e poi mi mandano un messaggio, i miei amici sono tutti più giovani. Perché per loro parlare al telefono è una perdita di tempo, le cose si mandano scritte. Per me scrivere è non riuscire ad avere un contatto con una persona, eccetera. Ma se le cose stanno così, se si scrive tantissimo, probabilmente si scrive anche immondizia, roba di nessun conto. Però questa enorme quantità di persone che sono in grado e hanno voglia e hanno capacità di scrivere, in questa seconda, terza, millesima fase dell'evoluzione di questo sistema, probabilmente ci porterà a riqualificare il concetto di scrittura. Vi racconto solo questa cosa rapidamente, poi. Allora, i luoghi comuni. Non riconoscete ancora questa strada, ma se faccio così la riconoscete. I luoghi comuni non esistono perché sono comuni per alcuni. Di loro noi sappiamo tutto in questa strada, in quel momento, no? Gli uffici a destra sono quelli di registrazione, ma la signorina che sta lì, che sappiamo di lei? Dice: a noi che ce ne frega della signorina di... Ci può interessare perché magari c'è una testimonianza che non coincide con quello che ci hanno raccontato. Quest'altro signore è un curioso. E di tutte queste persone che hanno vissuto questo grandissimo, no, momento di questa grande rivoluzione, la rivoluzione non l'hanno fatta i Beatles, non l'hanno fatta il rock, l'hanno fatta tutti quanti, ma cioè della memoria privata delle persone non si sa nulla. Gli archivi organizzano una punta dell'iceberg perché sono scelti da commissioni, da esperti intellettuali, politici, artisti, cose eccetera, che determinano che cosa ha un valore per tutta la comunità e lo mettono nei musei, nelle biblioteche, e tutto il resto della memoria umana che fine fa? Luogo quindi, spostando questa idea, è l'esperienza, la memoria, è un sistema di relazioni. Tra l'altro sul concetto di memoria io purtroppo non ho il tempo, anzi non c'ho proprio niente, se ci capita provo a fare una riflessione che forse non è del tutto banale. Un luogo intanto è la somma delle storie che l'hanno attraversato, quindi nel momento in cui parlo di un luogo io ci metto anche l'elemento tempo, necessariamente, perché è la stratificazione, la sedimentazione di tutte le esperienze che sono state caricate su quel luogo. Vedete che cosa c'è scritto sul palo della strada. Quindi nella rete del qui e ora queste storie sono destinate, come dicevo, a apparire per sempre. E noi abbiamo provato a costruire questa piattaforma che si chiama The Land, il territorio. Ogni posto nasconde delle storie memorabili, le tue. Allora, che succede? Questa è un'esperienza ipotetica, no? Abbiamo virtualizzato un'esperienza di lettura, cioè evidentemente l'esperienza di carico dei dati con una serie infinita di domande alle quali non risponderò mai, però io posso immettere il posto e posso immettere un tempo. Parlavamo prima dei Beatles, voglio sapere qualcosa di più invece di quello che succede dopo. Mi hanno detto che c'è stato un momento la nascita del movimento punk, in un grande concerto organizzato in un club di jazz che non c'entrava niente, a Oxford Street, nel 76, sono 2 giorni, con Clash, con Susie and the Banshees, con i Sex Pistols e altri. Allora io metto Londra, 1976. Posso aggiungere ancora qualcosa? Sì, quello che ho detto. Punk, 100 Club, Oxford Street. A quel punto dico vai e ottengo questa pagina. In questa pagina vedo tante cose, ci sono una serie di ricordi, di memorie. Qui sono delle foto con dei testi, ci potrebbe essere anche solo dei testi, dei suoni, delle altre cose. Comincio ad andare un po' in profondità. Vedo questo articolo, Michelle Bruno, che si chiama come me, alla 100 Street. Michelle Brigandage è quella che l'ha scritto, vedete sopra. E qui ho un articolo che racconta la sua esperienza, c'è anche una foto. Questa foto l'ha fatta lei e Susan, quelli sono... non sta negli archivi, forse sta su qualche giornale, ma forse no. C'è tantissimo materiale che si perde perché ci sono le foto di mio padre quando faceva la guerra accanto a dei signori che lui sapeva benissimo chi erano e con cui aveva condiviso delle esperienze terribili. Io so solo che è mio padre e mio figlio probabilmente, o mio nipote, quella foto si perderà.
Dunque, io ho fatto una cosa, qui c'è un bottone che purtroppo in questo caso, essendo ormai passati a PDF, abbiamo cambiato, ma se io avessi cliccato quel bottone sarebbe partita una musicaccia bestiale che è la registrazione fatta da Michel Brigandage di un pezzo di concerto di Clash, che non sta nei dischi, è un bootlegger, l'ha registrata al volo, però la recupero in questa maniera. Accanto ci sono una serie di commenti, lei è questa signora che poi io posso cliccare e andare come se fosse un Facebook a ritrovare il suo mondo, il suo universo di storie, di followers e il resto. Ma la cosa più importante è che io posso seguire il luogo, non la persona, anche. E seguire il luogo significa seguire degli incontri che non necessariamente sono così scontati e automatici. Posso andare ancora avanti, cioè posso approfondire questa storia leggendo le altre cose, andare in giù, seguire dei commenti e entrare in una specie di gioco in cui ho una comunità di persone interessate a questi argomenti e ci dibatto, ci chiacchiero. Però posso anche fare un'altra cosa, questa è una timeline e io vedo che in questa timeline qui ci sono due righe con tantissime occorrenze, perché sono i 2 giorni del concerto. Poi ce ne sono delle altre subito dopo, ma che altro è successo subito dopo? Io posso cliccare lì e a questo punto scopro che Sid Vicious, che stava lì abbastanza ubriaco, voi sapete Sid Vicious probabilmente era il bassista dei Sex Pistols ed era uno abbastanza stravagante, tira un bicchiere verso il palco perché non gli piace il pezzo che stanno suonando, prende un pilastro, si spacca il bicchiere, una scheggia va in un occhio di una ragazza e perde un occhio. Chiamano l'autoambulanza, ci sono gente che si picchia, chiamano l'autoambulanza e se lo portano via, la ragazza, ma la polizia si porta via lui, lo arresteranno e quindi nei giorni successivi c'ho gli articoli, le cose, lui che sta in galera e Caroline Coon, che è la giornalista di Melody Maker, che era abbastanza stravagante pure lei, che sta quella sera lì, racconta tutto in un articolo di Melody Maker, quindi io posso ripassare sul resto, scappo. Questo è il racconto di quella giornata e di che cosa è successo. Sono andato da un'altra parte, ero partito da un concerto e sto nella storia di... Ma qui dentro c'ho anche una parola. Il concerto è stato organizzato dall'organizzatore dei Sex Pistols, che si chiama Malcolm McLaren, che era un bel furbacchione, il quale a suo tempo stava con Vivienne Westwood. Allora io in questa area qua, che è quella delle occorrenze dei tag invece, ho Vivienne Westwood, che è anche citata nel testo, e quindi io posso cliccare lì e andare nella pagina di Vivienne Westwood. A questo punto io sto dentro Londra, ma sto dal 62 al 2005 in tutto questo spazio, sono entrato nella moda, da qui posso partire in tutt'altre avventure. Bruno, ti devo richiamare ai tempi. Finisco. Allora, velocissimo, posso continuare così, io sto di nuovo nella mia pagina, ma guardo la mappa, levo Punk e Oxford Street e mi rimane, cioè levo Punk e mi rimane solo in questa mappa Oxford Street. A questo punto io scopro che ci sono degli altri edifici segnati nel 76 su Oxford Street, vado a vederne uno. A proposito del negozio di dischi, questo è il negozio della Voce del Padrone. Nel 76 è questo, ci sono una serie di indicazioni. Se io allargo, vado sulla storia di questo negozio, scopro che il negozio ha chiuso 2 anni fa, a proposito dei discorsi di prima, ma in questa maniera io posso vivere, questo ambiente è abitabile, io posso vivere nel tempo quello che sta lì e loro possono essere presenti e quindi, per esempio, fare quello che fanno nel negozio che raccontava prima lui, però lo posso fare in rete. Una cosa al volo, l'altra intuizione delle tante che non vi racconto è che facendo coincidere un universo della rete, un universo virtuale, con uno spazio reale, fisico, che è quello dei luoghi, i luoghi si arricchiscono e lo spazio virtuale prende lo stesso corpo e lo stesso interesse che potrebbe avere. Vado ancora in un altro e poi ho finito. L'altro edificio è Miss Selfridge, che è un grande negozio, è una specie di grande magazzino, però io scopro che se vado nel 76 hanno scoperto qualche settimana prima di quel concerto delle bombe che poi sono esplose nel West End e sono delle bombe dell'IRA, forse.
e in ogni caso scopriamo perché quelli sono così strani. Dall'altra parte c'è un altro tipo di ribellione forte quindi entro in un altro universo, è completamente diverso. Questo è l'articolo della BBC sulle bombe. La chiudiamo qua, questa del raccontino. Siamo arrivati a un tempo assolutamente quindi la chiudo. L'unica, forse ultima aggiunta, se voi pensate al presente, al passato, al futuro, si dice sempre il presente è l'unica cosa che esiste, il futuro è una cosa che noi ancora non abbiamo vissuto, il passato no. La verità vera, no, le verità vere non esistono, però io posso giocare sui paradossi. Allora è il presente che non esiste, l'unica cosa che veramente non esiste è il presente. Noi abbiamo questa falsa idea del presente, ma nella coscienza noi abbiamo un flusso di percezioni che ci arrivano, possiamo dimostrarlo, Gestalt, cose eccetera, che noi decidiamo semplicemente che cosa ricordare dopo un po' di tempo che l'abbiamo, che questa lotta tra le cose che accadono nelle nostre percezioni vengono registrate, le cose più importanti vengono registrate a un certo livello di profondità e abbiamo il presente. La stessa cosa avviene con Snapchat che Di Corinto ricordava prima, cioè noi abbiamo bisogno di validare. Si diceva anche, no? Perché io metto il piatto degli spaghetti tutti i giorni? Io metto il piatto degli spaghetti perché Snapchat si cancella dopo qualche ora, anche Instagram Stories sono delle cose che vengono usate sistematicamente, perché io ho bisogno di rendere oggettivo, io porto fuori di me ormai il mio sistema nervoso in buona parte, ho bisogno di riconoscerlo, di farlo riconoscere agli altri, di mettere in relazione queste cose, di validarlo quindi, e nel momento in cui è diventato effettivamente il mio presente delle cose che ho selezionato, a quel punto può andare via. Per il passato, tra passato privato e passato pubblico, tra memoria, esiste un gioco di validazione collettiva a proposito, no, delle possibili falsità sulla rete eccetera. Se le cose non si mettono in relazione, non si vedono i vari punti di vista, non si fa scontrare, litigare, accordare all'interno, non se ne esce. Bisogna tenere ormai, fare i conti col fatto che la rete è questa e devi capire quali sono le tecnologie. Un'ultimissima cosa, in tutte queste, non vi dico più niente. Scusami, ma c'ho loro lì che mi guardano. Siamo qua. Scusami, Francesco Morace. Senti Francesco, ora sarebbero tanti temi da prendere, ma ce n'è uno in particolare, no, che ci interessa. L'innovazione o meglio, le tecnologie hanno anche a che vedere molto con l'innovazione e probabilmente l'innovazione ha a che vedere molto con le generazioni, no? Tu ne sei convinto di questo? Sì. Sono convinto di questo e intanto vi saluto e ringrazio molto chi mi ha preceduto perché mi sono convinto della scelta di non aver portato una presentazione, perché è talmente bello e ricco quello che è stato detto e mi permette di tirare dei fili rispondendo alla tua domanda e anche provando a dare dei so what, nel senso che la cosa in cui noi siamo meno bravi, parlo di cultura diciamo italiana, mediterranea e parlo ai ragazzi perché vorrei anche dare qualche diciamo indicazione, non dico finale, ma perché mi immagino in questo momento nella loro testa tutti gli stimoli possono anche portare quindi io no, cosa devo fare? Allora io proverò un po' a dare qualche indicazione perché i so what sono importanti, è quello che la cultura anglosassone ci può insegnare, perché loro sono meno ricchi, magari anche meno articolati, intelligenti di noi, però sono molto bravi nelle indicazioni finali, no? Nel dire il famoso 5 bullet point di un PowerPoint. Allora, io credo che la prima cosa rispetto all'innovazione sia, e questo è stato dimostrato da tutti quelli che hanno parlato, abbandoniamo l'idea che il mondo digitale sia un'altra dimensione. Abbandoniamo l'idea, e qui la cosa più facile è fare l'esempio di Second Life. No, Second Life è fallito come progetto e anche come visione, cioè l'idea che tu vivi in un altro mondo alternativo, hai il tuo avatar e hai quindi il piacere di creare una sorta di realtà alternativa, mentre invece l'offline è tutto sommato un di cui. Ecco, questo non è avvenuto, non avverrà. Le cose che voi stessi, anche parlo ai ragazzi, oggi state facendo, scrivendo, dimostrano che in realtà invece il mondo digitale non fa altro che amplificare quello che a voi
piace, interessa, oppure quello che a voi non piace, non interessa, e lo fate scrivendo, lo fate amplificando, diciamo, la vostra realtà che aumenta, ma parte comunque dalla dimensione della vita vera, no? Quindi questo è un aspetto che anche ci tranquillizza, no? Perché abbiamo avuto per molti anni la paura che, soprattutto noi italiani, che siamo poi molto tattili, molto manuali, molto legati ai piaceri della vita, dall'alimentazione a questa dimensione del touch, no? Che è stata citata prima, è sicuramente per noi molto importante, siamo i campioni della sensorialità, viva Dio, possiamo finalmente affermare che il digitale non solo non l'andrà a penalizzare, ma anzi la nostra capacità sensoriale potrà diventare un asset importante per diventare i più bravi nell'usare nel digitale questa dimensione. Quindi, primo aspetto, c'è una forte integrazione tra l'online e l'offline, tra l'intelligenza di ciascuno di noi e l'intelligenza collettiva, e allora giochiamoci questa possibilità. Quindi meno diffidenza, tra l'altro tra qualche anno non si parlerà più di digitale, perché sarà come l'aria che respiriamo, quindi non ci saranno più dibattiti, digitale, non digitale. Il digitale è qualcosa ormai che dobbiamo solo decidere come usare, ma è lì e sarà sempre più lì. Due elementi che noi definiamo più paradigmatici, no? Sono due paradigmi e sono molto contento che sono stati anche questi affrontati, poi nell'ultimo intervento è proprio il centro di tutto, che è, primo paradigma, quick and deep. Cosa vuol dire? Che il mondo digitale sicuramente ci porta ad essere più veloci nella reazione, i tempi si sono in qualche modo abbreviati, però questo non significa che dobbiamo rinunciare alla qualità e alla profondità. Il progetto che tu hai presentato dimostra che tu velocemente puoi andare in verticale su un evento, su un luogo, su una persona e puoi ricreare quegli elementi difficilmente categorizzabili. Tra l'altro noi su questo siamo più bravi degli anglosassoni, quindi siamo più bravi di quelli che l'hanno inventata la rete, perché la nostra è una vita che è molto più imprevedibile. Noi abbiamo il famoso Blink, no? Che è stato il titolo di un libro di successo di Malcolm Gladwell, ha venduto milioni di copie. Il Blink cos'è? Il colpo d'occhio. E lui ne parla perché loro non ce l'hanno, cioè gli americani, tanti non hanno il colpo d'occhio, cioè non hanno la capacità di decidere cosa fare in quell'istante. Noi, se non avessimo il colpo d'occhio, non potremmo sopravvivere. In più io sono anche napoletano, quindi se a Napoli non hai il colpo d'occhio ti accrastano, no? Come si dice da noi. Quindi da questo punto di vista abbiamo in realtà un vantaggio straordinario, che è quello di avere un'esperienza non digitale, ricchissima, fortissima, legata agli interstizi, legata alle combinazioni, alle coincidenze. Qual è il nostro problema? Che noi questa cosa non la sappiamo tradurre, cioè non la sappiamo riportare e dimensionare nella realtà digitale, anzi pensando che la realtà digitale ci priverà di tutto questo, pensando che ci saranno le multinazionali che ci imporranno perché alla fine loro sono persuasivi, manipolatori. Io dico che sicuramente il rischio c'è e quindi è importante sottolinearlo, e ha fatto bene chi mi ha preceduto a sottolinearlo, ma francamente non credo che sarà il nostro problema. Il nostro problema, proprio perché noi siamo asimmetrici, siamo in qualche modo imprevedibili, è quello però, questa cosa di tradurla in una dimensione che ci potenzia, perché se non lo faremo credo che effettivamente potremo rimanere dal punto di vista dell'innovazione assolutamente negli ultimi posti. Questo riguarda evidentemente anche l'innovazione per le imprese. Il mio lavoro, diciamo, principale è quello di realizzare ricerche e consulenze per le aziende, per le imprese, e aiutare le imprese non ad abbandonare il proprio modello, perché se noi abbandoniamo il nostro modello siamo persi, saranno sempre più bravi gli altri, ma trasformare il nostro modello, che è quello ad esempio manifatturiero. Io ricordo 10 anni fa si dicevano, i grandi esperti dicevano, morirà l'industria manifatturiera, sarà tutto servizio, sarà tutto immateriale. Oggi per fortuna guardate il cibo quanto è diventato importante, pensate a Masterchef, pensate alla dimensione più cool oggi, non è più il fashion, la moda, è il food. Ecco, e sul food siamo i più bravi del mondo, quindi su questo c'è da fare questa riflessione proprio di integrazione tra quello in cui noi siamo più bravi, siamo eccellenti, siamo straordinari, e quello in cui invece siamo più deboli, e questo è stato spiegato anche con una visione, diciamo, più istituzionale, individuando tutte le debolezze. Questo, quindi, quick and deep vuol dire dobbiamo imparare a essere più quick. Molto spesso la profondità ce l'abbiamo, per carità non perdiamola. Quindi ai ragazzi dico, se siete bravi smanettoni,
Cercate poi però di scegliere quali sono le cose dove voi siete più bravi, cercate gli argomenti, cercate i temi, magari seguite le vostre passioni, raccontatelo in modo originale, in modo usando il digitale, però partite dalla qualità dei contenuti e della passione. Questo vale anche per le aziende. Secondo grande paradigma, e anche di questo si è parlato, trust and sharing. Allora, della sharing economy è stato detto tutto il contrario di tutto, non vuol dire in realtà niente o poco, economia della condivisione. Diciamo che la condivisione è sicuramente un elemento chiave, si è parlato anche di convivialità, è importante farlo, però capire che prima ancora dello sharing e della condivisione, quello che davvero conta, il valore su cui si costruirà il futuro sarà il trust. Vuol dire che la dimensione della fiducia, che la catena del valore classico sarà sostituita dalla catena della fiducia. Perché? Perché la catena della fiducia ti dà quel lusso del futuro che è la reputazione, e la reputazione tu la costruisci nel tempo, la reputazione la costruisci andando in profondità, la reputazione significa avere in questo gioco, che per fortuna si è avviato, di giudizio reciproco, no? Perché se tu usi Airbnb puoi in qualche modo dare la tua recensione, dai il tuo voto, racconti, ma anche il proprietario della casa dà il voto a te. Quindi c'è un gioco di giudizio reciproco che alla fine ha come frutto la reputazione. Nel futuro vincerà non chi è più veloce, ma vincerà chi ha più reputazione, pur continuando ad essere quick nelle risposte. Allora, chiusura del cerchio, il futuro non sarà un futuro di accelerazione permanente. Questa è un altro, come dire, una preoccupazione che si aveva 20 anni fa o 15 anni fa. Sarà un futuro a corrente alternata in cui vincerà il massimo della velocità e il massimo anche della lentezza, della profondità, dell'andare a fondo nelle cose, perché è lì che tu costruirai la tua reputazione. Quindi qual è l'elemento di equilibrio? È il capovolgimento della globalizzazione classica, cioè lo unique e universal. Gli americani ci volevano imporre il think globally, act locally, che è un imbroglio, perché il pensiero globale non esiste, il pensiero è sempre locale, nasce sempre nella testa di qualcuno, in qualche cultura, che cerca poi di proporla come universale. Il pensiero è sempre locale, noi sul locale siamo bravissimi, però attenzione, il locale, la tipicità dei nostri prodotti non si difende facendo i muri, si difende andando fuori e portandolo fuori e confrontandoci, misurandoci, quindi trasformando la nostra uniqueness, la nostra unicità, che peraltro ci viene riconosciuta nel mondo, per fortuna, in universal, in qualcosa di universale. Per fare un esempio su tutti, Oscar Farinetti, piace o non piace, ha fatto questo. Lui con Italy cosa ha fatto? È andato a cercare il lardo di colonnata e l'ha andato a vendere in un format, in un sistema universale a Fifth Avenue, e non a caso Italy è diventato il terzo luogo più visitato di New York dopo la Statua della Libertà e l'Empire State Building. C'è Italy, c'è un luogo italiano con prodotti italiani, con un'esperienza italiana. Per farvi solo un esempio, per darvi diciamo delle direttive. Quindi 3 cose, chiudo. Primo, quick and deep, non pensiate che il problema sia solo la velocità è importante, ma è ancora più importante il deep, la qualità e la tua unicità. Secondo, trust and sharing, tutto si può copiare in rete, quello che non si può copiare è la fiducia, quindi lavoriamo sulla fiducia. Terzo, unique e universal, è la nostra unicità, e questo evidentemente finalmente risolve il problema della globalità, località, globalizzazione. Oggi siamo in pieno di seconda globalizzazione, dove vince chi riesce a rendere globale la propria unicità, senza perdere la propria natura, ma anche accettando evidentemente anche di adattarsi ad un mondo globale e universale. Questo è quello che accade. Una serie di scosse elettriche continue per segnalarmi che dobbiamo assolutamente chiudere. So che ci potrebbero essere delle repliche e delle domande, ma purtroppo mi obbligano a farlo. Peccato, perché gli argomenti e i temi sono stati belli ed erano importanti e probabilmente approfondire. Grazie.